Mascherine in Veneto. Il presidente della giunta regionale, Luca Zai, ha detto che lui ne ha trovate su Amazon. Queste sono le famose mascherine, quelle buone. Andiamo a vedere cosa abbiamo trovato noi sul mercato. Andiamo a vedere come devono essere fatte le famose mascherine. Devono essere prima di tutto incellofanate a una. Questa l'abbiamo aperta per comodità. Andiamo a vedere cosa c'è scritto. C'è scritto, come vedete, FFP3, Facial Factor Protection di terzo tipo. Queste sono le famose antivirus, comprata questa a fine febbraio a 15 euro. Vediamo il filtro che deve essere cambiato, quindi anche questa è teoricamente monouso, anche se può essere usata, visti i tempi, per più volte. Questa è l'ANSA in cui il presidente della giunta regionale Luca Zaia dice: io fino a 15 giorni fa non le trovavo queste mascherine, ma ora le ho ordinata su Amazon ed è arrivata ieri. Dice che costano dai 55 centesimi, quelle cinesi, a 1 euro se fatte in Veneto, con 10 mascherine a casa, concluso, ognuno ha la sua autonomia. Andiamo quindi ora a verificare. Altre, come questa, che costa 9 euro, poi ci sarebbero dei costi che qua, in questo caso con Amazon Prime, non vengono abbassati, in questo caso sono 5,50 euro di spedizione. In realtà non servono assolutamente a nulla, cioè questa viene chiamata addirittura per il viso antinebbia. Antinebbia. Ferma il 95% della nebbia. Ecco, questa è una mascherina del modello precedente, cioè una FFP2, non è una FFP3. Ferma alcune cose, come antiparticolato 2.5, che insomma è quello che va direttamente negli alveoli polmonari. È una buona mascherina, costa 19,89 per un set di 10 pezzi, quindi 1,98 al pezzo. In questo caso con l'opzione Amazon Prime la spedizione è gratuita. Ecco, questa è una mascherina del modello precedente, cioè una FFP2, non è una FFP3. Ferma alcune cose, come antiparticolato 2.5, che insomma è quello che va direttamente negli alveoli polmonari. È una buona mascherina, costa 19,89 per un set di 10 pezzi, quindi 1,98 al pezzo. In questo caso con l'opzione Amazon Prime la spedizione è gratuita. Se però noi andiamo a vedere quando arrivano queste mascherine, la data di consegna prevista per Venezia è il 20 aprile, 30 aprile, quindi fra un bel po' di giorni, quando si spera tutto il lockdown, si spera appunto sia finito. Più cara questa mascherina, sempre 10 pezzi a 42,99, quindi 4,30, 4,29 al pezzo. È una FFP2, anche qua andiamo a vedere quanto ci metterebbe per arrivare. In questo caso si parla dal 13 maggio al 22 maggio, diciamo abbastanza fuori tempo massimo. Queste sono le famose mascherine finto chirurgiche, diciamo non servono a molto. 50 pezzi vengono venduti a 16,64, anche qua grazie all'opzione Prime la spedizione è gratuita. Andiamo a vedere quando arriverebbero tra il 13 e il 22 maggio, anche qua fuori tempo massimo, ma ripetiamo, stiamo parlando di un tipo di maschera che per quanto riguarda la protezione virale e batterica è completamente inutile. Questa è una maschera abbastanza buona, anzi direi proprio buona, è una FFP3, quindi il massimo grado di protezione. Sono 2 pezzi e vengono 9,99. Anche in questo caso, ripetiamo, la spedizione è gratuita solo grazie all'opzione Prime, che costa qualcosina l'anno. L'arrivo però è tra il 3 maggio e il 22 maggio, anche qua abbastanza fuori tempo massimo.
Questa mascherina è un buon tipo di mascherina, una FFP2, non è il massimo, ma comunque dà una buona protezione. Costa un set di 10 pezzi, costano 24,99, quindi 2,4 al pezzo per una mascherina abbastanza buona. Guardiamo quando arriva, arriverebbe il 10 aprile, 17 aprile, quindi un tempo abbastanza buono per quanto riguarda la spedizione. Stiamo parlando sempre di eh, prodotti per cui la casa di spedizione, in questo caso Amazon, sta dando totale priorità, come vedete sulla scritta, la barra in alto. Stiamo dando priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno. Alcuni articoli potrebbero non essere disponibili, però la priorità che viene data massima è proprio per questo tipo di articoli.